Buongiorno a te Andrea, buongiorno al tuo pubblico e buongiorno ai tuoi ospiti. Le notizie di oggi sono concentrate sull'attentato che è stato fatto a Nizza da parte di un estremista islamico che è sbarcato in Europa attraverso Lampedusa. Nel fronte Covid l'aumento esponenziale dei contagi sta portando sempre più vicina all'idea di un prossimo lockdown, mentre nel fronte locale il primo piano la manifestazione che si è svolta ieri in Corso del Popolo, che ha visto protagonisti gli esercenti, le partite IVA e molti sostenitori. L'inizio della manifestazione ha avuto un po' di trambusto, ma tutto si è svolto in modo pacifico e gli organizzatori si dicono molto soddisfatti. E inoltre nella cronaca nera c'è stato un accoltellamento in centro storico a Chioggia. Benissimo, a te la parola, buona giornata. Grazie Michela, però purtroppo devo contraddirti perché non è vero che non ci sono stati problemi, perché al di là di quelli che hanno acceso i razzi, i fuochi a mano di segnalazione in Corso del Popolo, però qualcuno poi in seguito, verso le 10 e mezza, 11 della sera, ha offeso pesantemente le forze dell'ordine, ma non si è limitato a questo, ma ha anche lanciato delle bottiglie che hanno rotto i vetri di un'automobile che era parcheggiata, l'automobile credo non privato, che era parcheggiata vicino al commissariato di Chioggia. Quindi purtroppo la manifestazione è stata l'occasione per alcuni personaggi di fare quello che non andava fatto. Allora, ciao, buongiorno a tutti, sono le 6 e un minuto, quindi proprio come perfetto orario, grazie della vostra partecipazione. Abbiamo Beniamino Boscolo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, e Gianluca Naccari, consigliere comunale del Buongiorno. Consiglio Comunale. Allora, vi leggo Buongiorno. subito un po' di articoli di oggi, li riprendo come al solito dal Gazzettino, ma ci sono anche sulle testate nazionali. Ovviamente il tema del giorno, ovviamente non può mancare, è quello diciamo, del Covid. Il contagio si impenna, la stretta è più vicina, Conte frena, ma Speranza guarda al modello francese, ha aperto solo scuole e primarie attività produttive. Poi c'è la polemica con il virologo Crisanti con la regione, di cui però sembra che in realtà abbia ragione la regione, perché ha dato documentazione. Sto Crisanti, questo virologo importante per carità, diceva, c'è una polemica per quanto riguarda i tamponi fatti a Vo, che lui dice che non era stato deciso, invece l'ha deciso questo, l'ha deciso quell'altro. Comunque praticamente una cosa onestamente che mi sembra un po' fuori luogo, francamente, visto il contesto. La notizia nazionale è su quell'attacco dei fondamentalisti a Parigi che hanno ammazzato 3 persone, in pratica. Questa qua è una notizia. Ecco, poi c'è tutta una serie di errori che dopo leggiamo insieme eventualmente sulla pandemia e come si può rimediare in pratica. Li leggo sempre qua dal Gazzettino e dopo magari ne parliamo. Ecco, quello che credo però che la notizia del giorno, per quanto ci riguarda noi, è quella di Chioggia, perché ieri sera c'è stata la manifestazione organizzata da alcuni, diciamo, esercenti, alcuni titolari di alcune attività in piazza, e praticamente la scena è stata portata via da diciamo, il gruppo eh, degli Ultras, che oltre, diciamo, a accendere fuochi, razzie, hanno finito la serata lanciando bottiglie, spaccando i vetri a un'automobile di un privato, credo, davanti al commissariato, e lì ovviamente ci saranno conseguenze, perché ovviamente stanno identificando i colpevoli, i responsabili di questa azione. Come vedete ci sono diversi spunti. Facciamo iniziare a Gianluca, che è ospite per la prima volta della nostra rassegna. La carne al fuoco è tanta, quelle che hai messo. Io sono rimasto colpito a livello nazionale quando hanno parlato dell'attentatore che ha fatto le 3 vittime a Nizza, che ha sbarcato a Lampedusa. E poi ci leggo i giornali che vogliono blindare i confini un'altra volta. Allora qui è molto particolare il discorso. L'Italia è stata relegata come punto di sbarco, di raccolta dal livello europeo di tutti gli immigrati. Allora non si può pretendere che quando arrivano in Italia siano tutti controllati, tutti verificati e tutti mandati a casa, e poi scaricare la colpa, magari indirettamente, all'Italia sull'arrivo clandestino di questi
estremisti islamici. È un pensiero, un punto che ho fatto io. Poi, riguardando il livello, diciamo, livello cittadino, purtroppo tutte le manifestazioni viste in giro per l'Italia, che ho già compresa, nate sul sconforto, nate sul problema che dei commercianti che hanno chiuso ristoranti, dei baristi, per dimostrare il loro malcontento, sono state fomentate da ale estremiste che hanno creato, anziché la positività del messaggio, la negatività. Sui giornali si vede solo slogan contro il governo, fumogeni, e poche volte si nota, come a Chioggia, la gente che si lamenta e dice: io devo lavorare, questo lockdown è sbagliato per i ristoranti, e qua posso anche dargli ragione, e si nota invece la parte negativa, che purtroppo strumentalizzano queste manifestazioni pacifiche con gente estremista. Tu, Beniamino, cosa dici? Beh, per quanto riguarda gli eventi tragici francesi, facciamo due considerazioni. La prima rapportata alla strage del Bataclan, del teatro di ormai 2 anni fa, e successivamente dell'eccidio di Charlie Hebdo. Mentre lì i terroristi erano radicati nel territorio, erano da generazioni presenti in Europa, in questo caso invece abbiamo avuto il fatto compiuto da un clandestino che recentemente dall'Africa è sbarcato a Lampedusa e poi è andato in Francia e ha fatto quelle azioni indicibili che non dovrebbero succedere. Da qui bisogna partire con uno spunto di riflessione su cosa è oggi la nostra società, nel senso che tutte le lamentele che si sono state fatte per quanto riguarda degli sbarchi incontrollati, ingestiti e non seguiti in maniera puntuale, fa veramente riflettere su dove stiamo andando. Ma la cosa importante è che non c'è un sistema in Italia che comporta l'espulsione consegnando solo un foglio di via e si intima entro 5 giorni a lasciare il paese il soggetto, ed è una cosa che non funziona. Sembra un abdicare da parte dello Stato alla responsabilità del singolo. Invece così sappiamo che non è. A mio avviso vale la pena di dire che se uno non ha i requisiti per essere un rifugiato politico, deve essere imbarcato e riportato indietro. Mentre chi ha diritto a tutela, allora si devono mettere in campo quelle azioni per in qualche modo proteggerlo, integrarlo, eccetera. Cosa difficilissima, cosa impossibile, questo non lo so, non sono io al governo, non sono io nei posti insomma, dove si gestiscono queste cose, ma fatto sta che il sistema ormai implode e non si può più gestire. Per quanto riguarda invece il Covid, la preoccupazione maggiore, ed è un dato che magari viene poco enfatizzato dalla stampa, è quello della tenuta del sistema sanitario, perché non è che questa pandemia sia pericolosissima sotto il profilo dei morti rispetto agli ammalati, ma sotto il profilo dei contagi. E quindi basta vedere che hanno riaperto l'ospedale Covid di Dolo e di Villa Salus per dire che i reparti di terapia intensiva, che sono aumentati rispetto al passato, sono già pieni, nel senso del 22, mi pare di aver letto il 22% delle capienze ad inizio pandemia. Sappiamo che la curva del contagio è esponenziale e quindi si potrebbero riempire e quindi trovarci nelle condizioni di marzo-aprile, come è successo, che gli ospedali erano ingolfati e che quindi non si riusciva più a dare giro alle cure e all'assistenza a chi si ammalava. Ecco perché siamo andati in lockdown. Quindi c'è la paura di un prossimo lockdown. E per quanto riguarda le lamentele di piazza, visto che è una notizia viva di questi giorni in tutte le piazze d'Italia, è giusto ci sia la protesta, ma come qualsiasi cosa venga fatta è regolamentata con una garanzia di distanziamento sociale e uso della mascherina,
anche durante le manifestazioni, che possono essere fatte perché è giusto che chi viene più penalizzato da queste cose come bar e ristoranti o partite IVA abbiano la libertà di lamentarsi e di manifestare. Però ci deve essere qualcuno che in qualche modo li mette in riga nel tenere i distanziamenti sociali e usare la mascherina per non aumentare ulteriormente il contagio attraverso le manifestazioni. Poi sui vandali, sui delinquenti che utilizzano questa confusione per delinquere, quelli vanno puniti con delle misure serie ed esemplari. Allora, mi permetto un passaggio io su questa cosa. Intanto farei appunto sulle manifestazioni, sulla protesta, e farei un parallelismo con i fatti di sangue di Parigi. Ecco, allora, voi vi ricorderete che c'è stato in Libano, c'è stata quella grande esplosione nel porto di Beirut che ha causato un sacco di morti, un sacco di danni. C'è stata la visita del presidente francese Macron, e durante quella visita praticamente alcuni islamici gli hanno contestato in maniera assolutamente civile il comportamento della rivista Charlie Hebdo, in pratica, no? Non so se è la pronuncia giusta, che praticamente dissacra, questa è la parola giusta, fa una continua dissacrazione nei confronti di tutte le religioni, perché anche quella cattolica, e in particolare quella diciamo musulmana in pratica, no? No? A questa critica il presidente francese, non ricordo bene la risposta, ma praticamente ha voluto difendere il diritto alla, all'ironia, alla critica, mettiamola così. Ma in realtà questo qui non è un diritto alla ironia e alla critica, ma è proprio dissacrazione senza rispetto di un'altra religione. Adesso io con questo non voglio dire che è giusto che abbiano fatto, assolutamente ci mancherebbe, i fatti che hanno appunto, sapete, hanno ammazzato tutti quanti una parte dei componenti della redazione, eccetera. Ma il fatto che in questo momento storico questa redazione continua a comportarsi in questo modo, sinceramente non la vedo per niente utile, perché comunque è un'offesa alla religione musulmana e ci sono purtroppo gli estremisti. Questo discorso non lo faccio io, che sono, diciamo, forse non certamente la persona più attrezzata per dire queste cose, ma c'era un articolo sul Corriere della Sera qualche settimana fa del giornalista Sergio Romano, che è stato ambasciatore in Russia, è stato un ambasciatore d'Italia in diverse parti del mondo per tanto tempo, dove il senso dell'articolo era che è giusto fare di ironia, ma non è assolutamente giusto aizzare praticamente, diciamo, gli estremisti, perché questo è quello che è successo, quello che sta succedendo. Per quanto riguarda la manifestazione, se mi permettete, la parola che hai detto tu, Beniamino, è giusto. Io direi che c'è diritto a manifestare, ma è opportuno perché ieri praticamente è stato dato spazio a una parte di facinorosi che non vedono l'ora, quando ci sono situazioni del genere, di mettersi in mostra con questi fatti. C'è stato un assembramento continuo di persone, cioè quindi la protesta per evitare le misure in realtà faranno in modo di aumentare i contagi, perché i contagi, vi ricordo che solo ieri, adesso sembra che abbiamo oltre 200 contagiati a Chioggia. Ecco, allora io non sono assolutamente, scusatemi, non sono assolutamente filo governativo, ok? Ma purtroppo queste misure in Francia e in Germania hanno chiuso, c'è il lockdown, hanno chiuso tutte le attività chiuse. Qua il governo sta cercando di barcamenarsi, ma se continuiamo così, grazie a certi eventi, non lo so se era giusto organizzare questa manifestazione. Io personalmente, permettete la mia, l'ho trovata assolutamente non opportuna, anche perché come al solito ci sono i soliti, perdonatemi, cialtroni che saltano fuori ogni volta, non sto parlando di tutti quelli che hanno organizzato la manifestazione, assolutamente, ma certi elementi che sono venuti fuori sempre a ogni manifestazione, i forconi, l'altra volta a Brondolo per gli immigrati, eccetera, eccetera, che non fanno altro che creare, diciamo, tensione, e in questo momento credo che non abbiamo alcun bisogno di fare ulteriore tensione alla tensione. Non credo che aggiungendo un problema al problema che c'è già sia una soluzione,
e che sia giusto comportarsi in questa maniera. Scusatemi la lungo excursus. Sentite, io salterei adesso quella parte così di questa, però se volete dire qualcosa assolutamente dite quello che volete, e passerei un attimo così alla cronaca locale. In questi giorni si è parlato molto della ex colonna Turati, e dopo vorrei un parere, appunto, iniziamo da Naccari, che è anche forse un po' più, diciamo, che ha seguito questa cosa fino all'inizio. Se volete dire qualcosa, aggiungere qualcosa su quello che ho detto io, ben venga, nessun problema. Prego, Naccari. Gianluca. Allora, la colonia Turati è sempre stato un po' uno dei punti fondamentali. Ho letto l'articolo del giornale di Roberto Pellegrini, che è una persona che quando parla dice delle cose che bisogna pensarci bene su, cosa che io qua in questa amministrazione non vedo. Io mi ricordo che la prima voce della Turati per trasformarla, anzi per invitarla a diventare ospizio, risale forse 1 anno e mezzo fa. C'era ancora l'ex assessore Messina. Io sono sempre stato contrario a trasformarla come RSA o casa di riposo o albergo di lusso per gli anziani, per il semplice motivo che già Chioggia ha una storia di spiaggia per famiglie, per gente anziana. In pieno centro ci piazziamo uno, chiamiamolo ospizio, a questo punto si blocca tutta la vita notturna serale per rendere vivibile invece quella delle persone anziane. Leggendo invece nella parte più, diciamo, io contrario sempre, ma leggendo l'articolo Roberto dice delle cose molto importanti riguardo la Corte dei Conti, chiede una verifica della Corte dei Conti riguardo i 3,5 milioni della legge speciale. E io pensando bene dico, ma come può questa amministrazione? Ha fatto bene i suoi conti, infatti andrò a informarmi bene per capire se questo passaggio deve essere fatto, che sarà quasi obbligatorio visto i precedenti che hanno avuto. Poi non mi sorprendo di nulla l'arena Docet del casino che hanno fatto, e ci troviamo probabilmente a subentrare un Turati Docet per il futuro. Io spero di no. Io spero che si sistemi e che sia messo a posto. Ma visto la storia precedente delle varie situazioni, anche ad esempio la Cinema Astra ultimamente, che questo sembra una comica, prima si fa, poi non si fa, si fanno interventi con Allego Labo per mettere a posto, poi non servono, entra la pioggia. Cioè, è un continuo rincorrere cose che dovevano essere pianificate prima e invece ci si trova sempre ad andare avanti. Invece l'arena lì è proprio stato un flop che io spero che venga chiarito bene. Mi fermo qua, lascio l'intervento a Beniamino perché poi sicuramente a riguardo di questo problema della Turati ce ne sarà da discutere e spero si faccia una commissione ad hoc. Prego. Vai Beniamino. I profili da seguire sono 2, uno dalla parte politica e l'altra dalla parte amministrativa. Mi sentite bene? Sì. Perché ogni tanto sento delle gracchi, il microfono che gracchia, vabbè. Sotto l'aspetto politico è da domandarsi se è utile che davanti al Caio Blanco, davanti alla Playa Bonita, allo Zanzibar e alle feste in spiaggia ci sia una residenza per anziani. Al di là del segnale che etichetta già la nostra località come una spiaggia per vecchi, ci si metta anche l'asso, il carico da 10 della casa di riposo per dare il colpo di grazia all'immagine del nostro turismo in pieno centro del lungomare, dopo che la confusione serale degli ospiti degli alberghi o delle spiagge, piuttosto che le feste, piuttosto che la confusione, possa in qualche modo cozzare con l'atmosfera di riposo e di tranquillità che dovrebbe avere una casa di riposo. E quindi questa è la prima domanda che ci siamo posti in questi anni di discussione in Consiglio Comunale, dove abbiamo avuto un'amministrazione comunale che è stata molto sorda su questa cosa e è andata avanti a tutto spiano. Il secondo aspetto è quello amministrativo che parlava prima Gianluca Naccari rispetto all'articolo di
dell'ex difensore civico regionale, il quale dice che se sono stati spesi dei soldi, 3 milioni e mezzo, per mettere a posto uno stabile comprato dal comune ancora nel 98-99 dalla seconda giunta Guarnieri, e che dovevano essere degli uffici pubblici, oggi con quei soldi tu dai un bene valorizzato a un privato. Aveva più senso sotto il profilo amministrativo che la Turati fosse rimasta nel piano delle alienazioni del comune, e invece quest'estate, con la variazione di bilancio che abbiamo fatto, con l'approvazione del bilancio meglio, è stata fatta una variazione su queste schede dove la Turati è stata passata da alienazione a valorizzazione, cioè la possibilità di dare in concessione il bene pubblico a un privato. Quindi se c'era la vendita, i 3 milioni e mezzo erano insiti nell'acquisto, perché il comune riceveva cash delle risorse che, ahimè, invece con la valorizzazione non riceve. E quindi vorrei capire qual è il metodo di lavoro per perseguire la valorizzazione e individuare questi 3 milioni e mezzo che in qualche modo la Corte dei Conti potrebbe chiedere conto al comune. Da questo, sia l'aspetto politico che l'aspetto amministrativo, sembra che l'amministrazione attuale navighi a vista e quindi voglia portare avanti a tutti i costi questa partita, senza aver mai spiegato con chiarezza e trasparenza le motivazioni che spingono l'amministrazione comunale a farlo. Sicuramente chiederemo lumi in commissione, io produrrò un approfondimento in consiglio comunale di queste, ero già in mente di farlo, poi ho visto l'articolo di Roberto Pellegrino e Apeticelli, insomma, avevo già parlato anche con il giornalista, con Roberto Perini, della questione Turati, e quindi secondo me bisogna portarla avanti, perché la cosa, non dico drammatica per carità, però la cosa che mi fa specie è che un'amministrazione in affanno a fine mandato lasci in eredità alle prossime amministrazioni questa partita. O lo faceva all'inizio dell'amministrazione, se ne assumeva la responsabilità di tutto il percorso fino alla chiusura, ma è inutile che lei apra oggi una partita lunga, che poi non si possa più tornare indietro, e dopo se ne deve assumere la responsabilità la prossima amministrazione di portarla avanti, che magari è di colore diverso, di idee e pensieri diversi su quella stabile della Turati. E quindi io comunque inviterò l'amministrazione a non arrivare al punto di non ritorno su questa partita, perché se lo si deve fare, dare una destinazione e un'attività alla Turati, lo deve fare la prossima amministrazione comunale e non questa. E prendo un attimo le parti dell'amministrazione in senso buono, nel quanto, siccome abbiamo registrato più volte gli interventi anche del vice sindaco Marco Veronese, ecco, un unico passaggio in risposta appunto anche all'articolo all'inciso dell'ex sindaco Roberto Pellegrini, che, come dice anche appunto Gianluca, quando dice qualcosa lo dice anche con l'esperienza di ex sindaco, ma anche è stato per diverso tempo difensore civico in Regione Veneto, quindi diciamo sicuramente ha una certa esperienza per quanto riguarda questi aspetti. E in risposta a quell'articolo il Marco Veronese, vice sindaco, dice che prima di affrontare diciamo questa idea, che comunque è un percorso in itinere, non è ancora detto che vada avanti in questa maniera, cioè diciamo hanno sentito il dirigente, che è quello, diciamo, dovrebbe essere quello esperto della legge speciale di Venezia, che è l'ingegnere Stefano Penso, il quale ha detto che si potrebbe fare. Però questo qua, voglio dire, è tutto un po'... ecco, era solo per ripetere quello che aveva, diciamo così, obiettato il vice sindaco, che in questo caso sembrerebbe che abbiano diciamo prima preso in considerazione l'opportunità, se effettivamente il percorso di eventualmente di affidare questo immobile acquistato e restaurato con i fondi della legge speciale di Venezia si possa affidare a un privato per questa RSU. Sul discorso se è opportuno... Però perdonami, Andrea. Prego. Vai, bene. Sì, dico,
il dirigente può dire quello che vuole e lo prendiamo per la sua responsabilità del ruolo che ricopre, però innanzitutto dovrebbero all'avvocatura civica farsi dare un parere pro veritate, chiamiamolo, e poi fare il quesito alla Corte dei Conti direttamente per essere sicuri che il percorso sia corretto, perché dopo la Corte dei Conti non è che ti segnala un danno erariale, ti denuncia la Corte dei Conti, va diretta, quindi capito, anche noi che siamo in Consiglio Comunale o la Giunta stessa, ma gli uffici se vuoi, devono tutelarsi in qualche modo a chiedere all'avvocatura civica se il percorso legale è corretto e poi porre il quesito prima di fare qualsiasi cosa già alla Corte dei Conti per anticipare un presunto danno erariale se c'è o meno. Certo, certo, questo sarebbe il percorso sicuramente più corretto, più preciso, che eviterebbe in futuro alla prossima amministrazione, di qualunque sia, di trovarsi a gestire una cosa magari non... Ecco, per concludere questa rassegna, io parlerei, c'è un articolo qua sempre sul Gazzettino, Teatro Astra, Nuova Tegora, danni dall'acqua vicino al palco, necessario un intervento di 25.000 euro anche per rimuovere le tracce di guano in pratica. E questo teatro ha un lungo excursus, è iniziato ancora con l'amministrazione Todaro che l'aveva acquistato, poi l'amministrazione Guarnieri, c'eravamo anche noi all'opposizione, io e te Beniamino, dentro la Forza Italia, l'amministrazione Guarnieri, ricordo benissimo l'ex assessore ai lavori pubblici Roberto Bisto che diceva abbiamo i fondi, quindi ce lo restauriamo e lo rilasciamo alla città. E poi si è un po' bloccato tutto, è vero che ci sono state, insomma, fino a poco tempo fa il comune non aveva i fondi per andare avanti come con altre situazioni in pratica, e adesso l'amministrazione lo vorrebbe finire, insomma ha messo in bilancio diversi fondi. Cosa ne dite voi che siete in consiglio comunale di questa vicenda? Cominci tu, Nakari. Allora, l'ottimismo dell'amministrazione di andare avanti c'è, i fondi ci sono, ma dubito fortemente che si finirà con il prossimo mandato elettorale, forse. Ma una cosa mi sorge ragionando un po' all'indietro. Perché fu comprato e ristrutturato il Teatro Astra? Uno dice perché a Chioggia manca un teatro. Quando poi vado sulla parte pratica del teatro, io vedo costi di gestione. Il loco dov'è? Perché siamo in pieno centro, si organizzano qualche serata, qualcosa, posti macchina, raggiungerlo, è abbastanza complicato. Allora, a parte questo, ma costi di gestione, chi saranno in carico? Verrà dato a qualche ente? Perché se si fa come si prevede di tenerlo all'interno dell'amministrazione, di sicuro fallisce, si chiude, soldi buttati via. Un qualunque altro ente che decida di prendere in mano la gestione tramite un bando dovrà organizzare, dovrà avere un programma, perché deve avere sia delle entrate che delle uscite, perché avrà una spesa. Allora io mi chiedo questo: perché lì, che è un posto altamente scomodo, e non abbiamo sfruttato l'Arena? Che poi lì c'è da aprire, non una parentesi, c'è da aprire un intero libro su quel problema dell'Arena. Io mi chiedo sempre, spendere quei soldi lì per comprare strutture del genere, anche la Turati in se stessa, che ha una storia, che si sono resi conto quando l'hanno comprata di aver fatto un flop, che dovevano demolirla e ricostruirla anziché ristrutturarla. Allora, si parla della Turati una cosa, si parla del Cinema Astra, io noto che lo finiremo forse fra un po' di anni, magari lo stesso iter che ha avuto il granaio a Chioggia, che tuttora va ancora avanti, lì probabilmente fra 5-6 anni saremo ancora un po' quasi al punto di partenza di adesso. Io mi chiedo delle volte se vale la pena spendere i soldi per questa cosa qua, anziché prendere il pacchetto, venderla e far sì che venga fuori, che un privato compri, ci viene indietro i soldi e porti avanti altri progetti più utili, che anziché fare un teatro lì, che secondo il mio parere non potrà rendere, non potrà fare entrate tali da poter essere mantenuto da solo. Ci vorrà sempre che il comune intervenga per tutti i tipi di interventi e lavori.
Io sono dell'idea che l'unico posto valido era l'Arena e l'Arena doveva essere valutata, invece è venuto fuori quel gran casino con addirittura il ritiro in autotutela del comune e anche lì sarà bloccato per non sa quanti anni. Perciò io vedo soldi buttati via, rallentamenti, blocchi di varie strutture che all'inizio del mandato, in quando io ero ancora nel gruppo, erano poi punti di dire facciamo, mandiamoli avanti, finiamo, vendiamo, incassiamo soldi, facciamo lavori. E invece per 2 o 3 anni si è assopito e si è svegliato in quest'ultimo periodo, forse perché scade il mandato e allora bisogna muoversi, essere più frizzanti e produrre. Ora il discorso è un po' più complicato, mi fermo qua, lascio eventualmente a Beniamino che è più pragmatico di me in queste cose, nel spiegare. Vai tu, Beniamino. Sì, possiamo partire da un dato di bilancio, e cioè i 76 milioni di euro di avanzo di amministrazione che ha il Comune di Chioggia, che grazie all'allentamento del patto di stabilità del pareggio di bilancio oggi si possono spendere. E all'inizio del mandato questi soldi dell'avanzo di amministrazione erano 60 milioni. Quindi vuol dire che questa amministrazione, pur avendo la possibilità di spenderli, non li spende e l'avanzo aumenta. Questo fa in qualche modo dire che non c'è una capacità di programmazione e di realizzazione delle opere. Sul Teatro Astra spezzerei una lancia non a favore dell'amministrazione ma a favore di un territorio molto delicato dove la salvaguardia è molto attenta, dove anche l'immobile che si è operato in 22 anni di cantiere ha visto che non è facile lavorare a Chioggia, ma non è facile lavorare a Chioggia se poi le ditte che vincono gli appalti sono da fuori, perché non si aspettano sicuramente il disagio, la particolarità e la delicatezza nel muoversi all'interno delle calle per sistemare gli immobili. Dico che chi partecipa a questi bandi dovrebbe conoscere bene il territorio, dovrebbe averci già lavorato per avere maggior punteggio, perché vediamo che le ditte poi rinunciano, falliscono, spendono di più di quello che dovrebbero guadagnare perché comunque non sono abituati a lavorarci. E anche questo è un dato di riflessione che si dovrebbe fare come amministrazione comunale, perché da un lato danneggi l'impresa che vince l'appalto, dall'altro invece danneggi l'opera, l'immobile, il cantiere che non viene fatto in maniera regolare, in maniera puntuale, come le mani esperte, la testa esperta di un artigiano, di un'azienda che vi lavora in città. E il Teatro Astra comunque è vero quello che dice Gianluca Naccari, cioè parallelamente alla realizzazione del cantiere, che mi pare adesso sia all'80%, al 70%, deve in qualche modo pensare come amministrazione anche alla gestione, alla futura gestione. Male non sarebbe farlo entrare in un circuito nazionale e internazionale di gestione dei luoghi museali, culturali, teatrali, e avere una partita di promozione e di gestione che sia dislocata nel territorio e non solo autoreferenziale per Chioggia, perché altrimenti il sistema non starebbe in piedi. Ovviamente oltre al Teatro Astra lì vicino abbiamo anche il Palazzo Granaio, che questa amministrazione ogni fine anno diceva che veniva realizzato, e invece l'unica cosa positiva del 2020 è stata che la gru è stata tolta, però siamo ancora lì. Quindi io capisco le difficoltà, capisco tutto, però alla fine vedo che le cose non vanno avanti e sono le stesse cose che queste persone che oggi ci governano, quando erano all'opposizione, non c'erano nemmeno all'interno del Consiglio Comunale, andavano con facilità a criticare le precedenti amministrazioni che non riuscivano a completare i cantieri. Quindi finalmente ci sono potute rendere conto che un conto è parlare da oppositori o in qualche modo da antagonisti alla politica, e un conto è governare con le responsabilità e le difficoltà di tutti i giorni. Questo secondo me è una bella palestra che spero che li faccia in qualche modo diventare più grandi e più responsabili delle cose che dicono. Vedremo alle prossime elezioni comunali, che ci sarà lì da vedere un po' come andrà a finire, e il prossimo Consiglio Comunale
a prescindere da chi vincerà, che ci siano persone, io questo discorso l'ho fatto altre volte, anzi vorrei anche il vostro aiuto per sensibilizzare sia i partiti ma anche l'opinione pubblica, che sarà importante, oltre che individuare dei candidati sindaci che abbiano una certa spessore, una certa qualità, ma anche i consiglieri comunali, che ci siano consiglieri comunali che abbiano una certa preparazione, una certa esperienza e che siano, insomma, che provengano, insomma, dai settori della società civile, che abbiano fatto qualcosa, perché purtroppo devo dirlo, il consiglio, non voglio dire, il consiglio comunale di oggi e anche, diciamo, l'amministrazione, diciamo, non mi sembra che spicchi, voglio dire, di competenze, ma lo dico con il cuore in mano, perché ci sono sicuramente assessori e consiglieri di maggioranza che si preparano e fanno il loro lavoro, io credo, egregiamente, ma ce ne sono tanti che francamente i consigli comunali non solo non si sono mai sentiti, ma non sono convinto, forse sbaglio, spero di sbagliarmi, che non leggono neanche i provvedimenti e non sanno neanche quello che votano. Questa è l'impressione che ho e che purtroppo mi viene confermata anche da qualche esponente di maggioranza. Ma il mio non voglio essere un intervento contro questa amministrazione. Sto dicendo, voglio dire che è importante che la gente capisca che le prossime persone da mandare in consiglio comunale, a prescindere dal colore, che siano 5 Stelle, che siano Forza Italia, che siano della Lega, eccetera, Partito Democratico, eccetera, che siano persone preparate. Non si può mandare dilettanti allo sbaraglio, perché poi i danni ce li abbiamo tutti quanti. Io chiudo, sarebbe da chiudere. Cosa, se volete aggiungere velocemente qualcosa? Volete concludere voi? Va bene così? Una frecciatina. Posso? Prego, dai. Tu hai detto che qualcuno della maggioranza si lamentava che alcuni colleghi, sempre della maggioranza, non intervenissero, non si preparassero. Ma forse va bene così. Gli yes men gli fanno comodo. Mi fermo. Va bene, chiudiamo qui, dai. Ok. Grazie a tutti. Riguarda... Ciao, Ciao. buona continuazione. Ciao, 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 grazie, ciao.